Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con l'emergenza coronavirus in regione e ancora una giornata purtroppo con molti decessi, quella di oggi. Sono stati infatti 77 i morti accertati. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva con un aumento di 8 unità, ma calano di 47 quelli in altri reparti. I nuovi casi sono stati 1900 a fronte di 34.156 tamponi processati. Per quanto riguarda le singole province, oggi a Varese si parla solo di 66 contagi, dunque nei prossimi giorni potrebbe esserci un aumento legato all'aggiornamento dei conteggi. E a Milano sono stati individuati 531 nuovi positivi, a Brescia 409, a Monza Brianza 169 e a Como 140. E maggiori approfondimenti sull'emergenza coronavirus sul territorio saranno disponibili sul giornale di domani sia in edicola sia sui supporti digitali. Passiamo ora alla cronaca e spostiamoci a Varese. A oltre 5 anni dal fallimento, la fine del Varese 1910 approda nelle aule della sezione penale del Tribunale. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica è quello di bancarotta fraudolenta, contestato a coloro che di fatto erano ai vertici della società calcistica per un breve periodo nel 2015. Si tratta del presidente Alize Aiter, cittadino libico di 37 anni, e del suo vice Massimo Trainito, 52 anni, originario di Gela. Quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, mentre la posizione di Zeiter è stata stralciata perché risulta irreperibile, e tutti i dettagli sono già disponibili su prealpina.it. Nel primo pomeriggio di oggi un aliante con a bordo 2 persone è stato costretto a un atterraggio di emergenza in un campo nel territorio di Bardello, e vediamo a questo proposito il servizio realizzato dalla collega Elisa Polveroni. Siamo a Bardello, dove intorno alle 12:30 un aliante per cause da accertare ha avuto una difficoltà e ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in un campo, proprio accanto alla strada provinciale Bardello-Brebbia, una zona di forte passaggio di traffico molto intenso. Sono intervenuti i vigili del fuoco, non ci sono feriti gravi e non ci sono state conseguenze per altre persone, visto che l'atterraggio è avvenuto in un campo aperto molto ampio e le prime case sono distanti centinaia di metri. Restiamo sulla cronaca, ma spostiamoci a Canegrate, dove questa mattina un'auto inseguita da 2 pattuglie della Polizia di Stato si è schiantata contro un muro in largo Giovane Italia, dunque in pieno centro. Nessuno si è fatto male, non sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, ma l'episodio ha suscitato paura tra passanti e residenti. Per il momento non sono stati resi noti particolari dalla polizia, si sa soltanto che si è trattato di un'operazione antidroga. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.